I poliziotti della squadra mobile di Agrigento sono impegnati dall'alba di oggi in un'operazione che vede coinvolti ben 9 indagati. 2 sono funzionari del comune di Agrigento e altri 2 imprenditori di Favara. Le attività coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento, eseguite dal procuratore Di Leo, sono concentrate in alcune verifiche legate alla trasparenza amministrativa sugli appalti. Nel mirino in particolare i lavori della strada Mosella, effettuate una decina di perquisizioni in casa degli indagati e negli uffici dei lavori pubblici del comune di Agrigento, la sede distaccata di Piazza Gallo. Qui, negli uffici comunali, i poliziotti si sono presentati per acquisire documentazioni. Inoltre, nel corso del blitz sono stati sequestrati telefoni cellulari, computer e altro materiale vario. L'obiettivo degli inquirenti è quello di analizzare nel dettaglio i faldoni relativi ad alcuni appalti al fine di verificare la regolarità delle procedure di affidamento e di gestione. L'inchiesta sarebbe una costola investigativa del filone appalti e mazzette che nel maggio dello scorso anno portò all'arresto di 5 imprenditori di Favara e di un ex dirigente del comunale di Licata.